Salve a tutti, sono molto contenta di poter parlare in questa occasione del mio lavoro compositivo e ringrazio Lucy che mi ha invitato a partecipare a questa iniziativa. Per introdurvi al meglio i brani di cui vi parlerò, è bene che facciamo una piccola premessa il mio lavoro, che non è solo compositivo. Infatti, da quando mi sono diplomata la prima volta in conservatorio in arpa, ormai lo scorso millennio, mi sono subito avvicinata alla didattica, che quasi immediatamente è diventata il mio lavoro e anche la mia passione. E quindi anche quando scrivo, molto di quello che scrivo è improntato al lavoro della didattica, della divulgazione, soprattutto verso le giovani generazioni. E quindi quello di cui vi parlerò è uno dei tentativi che ho fatto di portare nuovo repertorio per i bimbi, perché negli anni, con l'esperienza diretta e anche grazie a tutti i bravissimi formatori che ho incontrato nei vari corsi che ho seguito in questi anni, sono riuscita a capire quali secondo me sono le caratteristiche più importanti che deve avere un brano per essere efficace e piacevole quando viene proposto per farlo cantare dai bimbi. E quindi quello che io cerco di fare quando scrivo è creare altro repertorio che abbia queste caratteristiche, perché ritengo che non ci sia niente di più importante che avere più materiale possibile per stimolare la fantasia e la musicalità dei bambini. E i brani di cui vi parlerò, che come vedete si intitolano Tre indovinelli, sono stati pubblicati anche sulla rivista Coralia e sono nati principalmente anni fa come testi, perché mi sono sempre dilettata, anche visto che amo molto la poesia, a scrivere testi puri, senza musica. Questi in particolare fanno in parte di una antologia di indovinelli, una ventina di indovinelli, in cui mi sono sbizzarrita un po' a cercare nuove soluzioni di metrica e di rime per creare dei brani sempre molto ritmici e molto stimolanti anche dal punto di vista della musicalità del linguaggio. E adesso, mentre parlerò, ve li proietterò così potrete vedere anche i testi completi, senza la musica, senza la sillabazione, così capirete ancora meglio quello che intendo. Questo è il primo dei tre indovinelli, di cui naturalmente non vi darò la soluzione perché è giusto che vi divertiate anche voi a cercarla. Come vedrete, la progressione della difficoltà del linguaggio usato, del vocabolario, dei temi, va di pari passo con la progressione delle difficoltà musicali, perché chi insegna sa benissimo che quando si lavora con i bambini, per fare in modo che il loro imparare sia spontaneo e felice, il nostro lavoro deve essere assolutamente progettato in tutti i suoi aspetti. E uno degli aspetti più importanti a cui sto sempre molto attenta quando scrivo è l'attenzione alla prosodia, al fatto che gli accenti siano sempre corretti, perché è giusto che i bambini imparino l'accentazione giusta e la musicalità giusta della lingua italiana, in modo che poi sia più facile per loro imparare anche a collegare melodia e accentazione naturale della lingua. Come dicevo, questi brani sono nati come testo e sono per me una piccola miniera da cui attingo quando c'è occasione o necessità di musicare qualche testo per magari necessità di avere qualche cosa su un determinato tema o per richieste che mi vengono fatte. Ad esempio questi tre brani li ho uniti all'intervista che è stata pubblicata su Coralia, e altri di questi indovinelli, tra cui anche questi tre, sono stati pubblicati sul sito della biblioteca di Pederobba, che è un comune con cui collaboro grazie alla scuola di musica del comune stesso. Passiamo ora al discorso musicale vero e proprio. E i tre brani sono pensati, come dicevo prima, in un livello di difficoltà progressivo. Questo primo, che è il più semplice anche come testo e come tema, è per i bimbi più piccoli della scuola dell'infanzia, ad esempio,
Che caratteristiche ha, diciamolo velocemente? Allora, innanzitutto ha un'estensione molto limitata, una quinta praticamente, e l'ho scritto in re maggiore perché ritengo che rispetto al do sia una tonalità più adatta al registro abbastanza tipico di questi bambini in generale e tende a schiarire un po' di più la vocalità rispetto al do che magari raggiunge delle note già un po' più gravi. E come vedete la melodia è molto semplice, gradi congiunti, terze, è un ABA, quindi c'è una prima melodia, una seconda e poi di nuovo la prima che si ripete sull'ultima strofa, e le cadenze sono molto chiare, un linguaggio tonale molto chiaro, molto evidente, in modo da aiutare in tutti i modi possibili le capacità mnemoniche e musicali dei bambini più piccoli. So del vedere, amo dormire, del mio vagare non c'è rumore, però di raso molto curioso, sprezzo del peso, piccolo muso, molto pulito, svelto nel modo, sempre baffuto, ha indovinato. Nel secondo brano le difficoltà aumentano un po', pur non essendo niente di invalicabile, diciamo. E come vedete la melodia è più articolata, ci sono salti un po' più ampi, ribattuti, e anche l'estensione aumenta, arriviamo a una settima minore e siamo in fa, ma questo è relativo. Il linguaggio tonale è comunque molto chiaro, anche qui le cadenze sono molto evidenti. La cosa ulteriormente interessante di questo brano è che può essere, come vedete, cantato a canone. E ritengo che il canone sia una palestra importantissima e forse la prima esperienza da fare quando si avviano i bambini a un discorso polifonico, perché i bambini così imparano a difendere la propria parte che conoscono già molto bene, pur sentendo una parte diversa che viene cantata dal resto del gruppo oppure dall'insegnante. C'è chi ne ha due, chi quattro, chi sei, strano direi, e chi ne ha otto, chi cento, chi mille, non le pupille, da qualche parte con loro misure siamo sicuri, puoi inginocchiarti a quelli del letto, chi te l'ha detto? Pensa che il ladro ce li ha per aprire, mi fai morire, e per far quadri ne occorrono tre, ma che cos'è? L'ultimo brano merita un discorso un po' più lungo. Se noi guardiamo soltanto la melodia della voce principale che presento qui, non ci sono difficoltà molto diverse da quelle del primo brano che vi ho mostrato. Siamo sempre in re, anche se qui è una modalità, un modo di re minore, siamo quindi in modalità e non più in tonalità. Però siamo sempre su una quinta di estensione con salti molto semplici e difficoltà molto relative. Questo perché questo brano io in realtà l'ho pensato per un gruppo polifonico e quindi le voci, quando noi dobbiamo portare i bambini su queste prime esperienze di polifonia, devono essere per forza molto semplici da imparare e facili da ricordare. Non possiamo mettere in difficoltà ogni voce. L'insieme deve essere interessante, ma le varie voci devono essere molto semplici. L'insieme delle voci e degli strumenti che ho pensato per questo brano è questo. Ci sono appunto 3 voci e un accompagnamento di pianoforte molto semplice che crea un ostinato, e anche la voce più grave è appunto un ostinato che insieme al canone secondo me è uno degli strumenti migliori per avviare i bambini alla polifonia, perché ci aiuta anche nel caso abbiamo magari qualche bimbo che fa un po' di difficoltà con l'intonazione o che ha qualche difficoltà di estensione vocale, e affidando a questi bambini una parte semplice che si ferma magari sulle note che a loro vengono più facili, li aiuta a migliorare le loro capacità, a collaborare con il gruppo, sentendosi comunque gratificati del loro compito nel brano musicale. E la voce principale è messa qui al secondo posto perché c'è anche una voce più acuta che canta una terza sopra.
Il brano quindi completo prevede due voci e più gli ostinati e il pianoforte, ma si può cantare anche soltanto la voce principale insieme agli ostinati, oppure la voce principale insieme alla voce più acuta. Quindi è un brano che offre una ampia gamma di possibilità per un gruppo polifonico o comunque un gruppo di bambini che abbia già un po' di esperienza corale, perché appunto cantare a più voci non è facile, ma anche, come vi dicevo, si può cantare con un gruppo di bambini anche non troppo grandi, perché le difficoltà musicali non sono eccessivamente difficili, se si decide di cantare a una voce sola. Notabilmente, senza un lamento, quel movimento ripeterà. Rapidamente cambia la faccia, fa la linguaccia e risponderà. Ogni qualvolta veda un sorriso sopra il tuo viso, sorriderà. Non si rivolta se tu ritardi, se non lo guardi, pazienterà. Senza speranza di iniziativa, anima viva certo non ha. Dentro la stanza, contro a quel muro, ora il futuro rifletterà. Concludo qui il mio intervento, spero che sia stato interessante, soprattutto per chi come me si diverte e ama fare musica con i bambini. Ringrazio ancora Lucy e tutti voi per avermi ascoltato e vi saluto caramente.